Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Concesio in provincia di Brescia. Il comune si trova a 216 metri sul livello del mare e conta circa 15.000 abitanti. È posizionato all'ingresso della Val Trompia, è conosciuto nel mondo per aver dato i natali a Giovanni Battista Montini, diventato poi Paolo VI. In questo momento ci troviamo proprio nella casa natale, quindi presenteremo il nostro programma da questo luogo, scopriremo tante cose belle, non aggiungo altro, mettetevi comodi, a voi Concesio. Concesio è un paese di circa 15.000 abitanti, all'inizio della Val Trompia e alla periferia della città, cioè di Brescia. Un comune complesso con tanti nuclei storici che nel tempo si sono uniti e questo dà al paese una caratterizzazione molto particolare, perché qui non vi è un vero centro storico, ma una struttura policentrica con le frazioni che, ripeto, ognuna ha la sua storia. Sicuramente il luogo più importante per noi, l'emanazione dell'identità di questo paese, è il luogo natale di Paolo VI, in via Rodolfo, e il fonte battesimale che si trova nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino, perché davvero Paolo VI è il nostro principale concittadino e la vera identità di questo paese. Il paese poi presenta una caratterizzazione residenziale molto importante, ma anche una importante area produttiva. Un paese che comunque fa della solidarietà la propria forza. Qui abbiamo un tessuto di volontariato molto importante, tantissime associazioni, abbiamo un mondo parrocchiale forte che ha strutture di oratorio altrettanto importanti. Ecco, possiamo dire che i punti di aggregazione più importanti sono proprio gli oratori. La nostra biblioteca è forse un po' il fiore all'occhiello, nata 9 anni fa, quasi per scommessa, ha dato un respiro nuovo e insospettato alla nostra vita culturale. Il mondo è cambiato completamente e oggi la biblioteca è un luogo non solo di conservazione di cultura, ma di produzione di cultura, perché qui c'è tantissima vita, tantissima attività di ogni tipo, tanti giovani, ma in realtà ci sono persone, uomini e donne di tutte le età. Noi ospitiamo normalmente in questa sede attività espositive. Durante la settimana montiniana tradizionalmente presentiamo una serie di mostre che hanno come comune denominatore il significato montiniano. E quest'anno abbiamo voluto mettere in mostra anche tanti oggetti a lui direttamente appartenuti, oggetti donati nel corso delle sue visite nel mondo, perché volevamo sottolineare anche l'attualità, la modernità del suo messaggio. Si ricorda il concilio è qualcosa di importante per la Chiesa e per la società, ma non del tutto attuato, a volte ce ne siamo dimenticato e credo che Papa Francesco con il suo arrivo rivoluzionario abbia ricordato l'importanza del concilio e tutti noi ci siamo ricordati che esiste e che forse è stato un po' dimenticato, come lui purtroppo. Ogni anno la settimana montiniana ospita l'assegnazione del premio della bontà intitolato a Paolo VI. Quest'anno abbiamo voluto riconoscere una realtà particolare, forse lontana dai riflettori, ma significativa. Abbiamo invitato a Concesio il Monsignor Joseph Coutts, che è arcivescovo di Karachi in Pakistan, perché ci raccontasse, anzi testimoniasse l'esperienza dolorosa della Chiesa Cattolica in Pakistan e in Asia, perché non sono riconosciute le libertà religiose e vi è persecuzione, e non soltanto lì, purtroppo. Il nostro gonfalone, elaborato dallo storico Masetti Zannini, presenta gli stemmi araldici di 4 famiglie concesiane, tra cui la famiglia Montini, che rappresentano un po' l'identità e la storia del nostro paese. Quindi un paese che ha riscoperto la propria identità grazie a Paolo VI. Davvero possiamo dire che al di là della nostra storia, una storia sicuramente lunga, Paolo VI rappresenta un po' la vera identità culturale di questo paese.
In questo momento ci troviamo nella cappella della casa natale di Paolo VI, ma andiamo a conoscere il parroco perché ci presenterà la pieve di Concesio dedicata a Sant'Antonino. Ci troviamo nella chiesa di Sant'Antonino Martire in Concesio, una chiesa le cui origini sono antiche. La prima comunità cristiana a Concesio è datata VI secolo d.C., soprattutto in riferimento al gruppo di cristiani presenti, schiavi orientali, al servizio del patriziato romano bresciano. Con il passare del tempo la chiesa è poi diventata pievana nel IX secolo, poi è diventata chiesa prepositurale parrocchiale e è stata consacrata nel 1540 dal Cardinal Cornaro, vescovo di Brescia. Ha subito diversi rifacimenti, l'ultimo è del 1700, difatti la struttura è proprio settecentesca. Una chiesa che è il punto di riferimento di tutte le altre parrocchie, perché Concesio comprende 5 parrocchie che sono derivate tutte dalla chiesa madre di Sant'Antonino. Una chiesa che presenta anche delle opere d'arte. Anzitutto vediamo la pala di Sant'Antonino Martire nel suo altar maggiore. L'attribuzione, alcuni la mettono da Alessandro Monti, rappresenta il martirio di Sant'Antonino. È un'opera pregevole, è stata restaurata nel 2000 insieme ad altre tele che noi possiamo vedere, per esempio la tela del Cristo morto che si trova nella cappella che un tempo era la cappella del Santissimo. Molto bello è il pagliotto dove troviamo un angelo che sostiene l'ostensorio. C'è poi di fronte l'altare della Vergine Assunta, opera di Panfilo Nuvolone, la tela, con un bellissimo pagliotto intarsiato che presenta appunto l'Assunta. Altri altari troviamo successivamente l'altare del Crocifisso, con un'opera pregevole del 1737 di Olmi. L'altare di legno, un legno laccato, quindi un legno prezioso. Sotto l'altare ci sono delle tombe, le tombe dei Lodrone, e lì, fra le salme custodite in questo sacrario, troviamo anche la salma di un vescovo Francesco Lodrone. Di fronte poi abbiamo l'altare del Sacro Cuore, con le varie statue devozionali alle quali accedono con grandissima fede anche tutti i nostri concesiani. Più avanti c'è l'altare di San Carlo e poi di fronte l'altare di San Francesco Ferreri, opera del Savanni, questo pittore del 1700 bresciano. Ultimo, non meno importante, è la Cappella del Battistero, che è stata restaurata nel 2000, un'opera pregevole. A quel tempo abbiamo fatto un concorso libero al quale hanno partecipato circa 36 artisti e poi una commissione stabilita dalla Curia Diocesana con la presidenza del direttore dell'ufficio di arte sacra bresciano è stato dato l'incarico ad un artista di Prato e a uno scultore di Firenze. Qui è stato battezzato Paolo VI il 30 settembre del 1897, è nato il 26 di settembre. Memorabile il discorso che lui ha fatto quando il 16 di agosto del 1959 è venuto qui a Concesio e ha ricordato in maniera molto chiara: qui sono stato battezzato, qui ho ricevuto la grazia, là, e indicava la casa paterna, ho ricevuto la vita, qui invece ho avuto la vita spirituale. Un discorso che ha colpito Benedetto XVI, il quale quando è venuto a Concesio si è rifatto nel suo discorso a queste parole di Paolo VI. Poi abbiamo questa chiesa sussidiaria di San Rocco,
San Rocco è un santo al quale i concesiani si rivolgono con grandissima devozione. Infatti noi nel corso dell'anno ricordiamo due momenti, il 16 di agosto e poi la prima domenica di settembre. In San Rocco troviamo la tela di Palma il Giovane, che rappresenta la Vergine con in mezzo i santi, fra i quali c'è anche San Rocco, e alcuni santi che fanno riferimento alla famiglia di Martinengo e la famiglia dei Lodrone. Altro luogo particolarmente caro al venerabile Paolo VI è il Santuario della Madonna della Stella. Non è nella parrocchia di Concesio, è una rettoria indipendente, però è molto cara a tutti i concesiani. Lì abbiamo diverse opere d'arte, c'è anche un romanino, un luogo caro a Paolo VI, il quale ebbe a dire: una volta che mi ritirerò da Milano, mi ritirerò lì proprio nel Santuario della Stella, al quale sono particolarmente devoto. In questo momento ci troviamo nella cucina della casa natale di Paolo VI, ma ci spostiamo per presentare i piatti tipici di Concesio. A voi la gastronomia! Siamo 5 ristoranti del territorio di Concesio, più 2 pasticcerie. Ci troviamo qui oggi per presentare i piatti tipici del nostro territorio. E partiamo con i salumi tipici del territorio, che sono salame, coppa, pancetta, nostrani, presentati dall'agriturismo La Griglia. Per poi passare a un trittico di funghi, porcini più delle pappardelle fresche con porcini saltati preparati dall'Osteria dei Maestri assieme a una crostata fatta con marmellata di fichi. Poi abbiamo dei bolliti misti, piatto tipico del nostro territorio, che sono testina di vitello, cotechino, salame nostrano e coppa bolliti. Un altro piatto che è il brasato, sempre tipico del nostro territorio, preparato dalla trattoria Zadra. Poi abbiamo la classica trippa in brodo e delle lumache in umido, che sono preparate dall'osteria del Michelas. Il piatto tipico per eccellenza del territorio bresciano, che è lo spiedo, anche quello è sempre stato preparato dall'agriturismo alla griglia. Un risotto particolare che viene fatto appunto qua sul territorio di Concesio, che si chiama riso amaro, che è a base appunto di erbe aromatiche e radici scorza nera. Abbiamo del coniglio disossato ripieno, fatto col tipico ripieno bresciano, con patate al forno. Questi due piatti sono preparati dal ristorante Il Cavallino Nero, sempre di Concesio. I dolci sono il classico bosciolà, dolce tipico per eccellenza, che nacque appunto per il periodo natalizio, adesso si usa consumarlo tutto l'anno, e la torta di rose. Tutto questo sempre fatto dalla pasticceria Dolce Mania di Concesio. Poi abbiamo un altro dolce che è il castagnaccio, dolce poverissimo, che veniva fatto appunto anche in casa dalle nostre mamme, e questo è presentato dalla pasticceria Mensi Giacomo. Abbiamo anche i gnocchi di patata, che questo è un piatto tipico del nostro territorio, presentati con burro e salvia. Nell'altro tavolo abbiamo poi dei vini, ma siamo a ridosso appunto del territorio della Franciacorta, e presso i nostri ristoranti normalmente si consuma vino della Franciacorta, è un brut spumante della Franciacorta dell'azienda agricola Maestrini. Vespeton Deutsch. E con Sor Teresa Rosanna andiamo ad approfondire la conoscenza della casa natale di Paolo VI.
Qui siamo nella casa natale di Paolo VI. Paolo VI è nato il 26 settembre 1897 a Concesio ed è stato battezzato a Concesio il 30 settembre. È una casa antica del 1400 che era appartenuta ai conti di Lodrone, che erano i signori del luogo, che poi si sono estinti verso la metà del Settecento e in seguito venne acquistata la casa da nobili bresciani finché nel 1830 è stata acquistata dal bisnonno di Paolo VI, Gaetano Montini, e che passò poi al nonno. Paolo VI ricorderà sempre questa casa e dirà Concesio indimenticabile, perché qui veniva nei giorni più belli, quelli delle vacanze, che duravano 3 mesi e mezzo. Molte volte andavano anche a fare la vendemmia a Verola Vecchia, la casa della mamma, ma qui trascorrevano le vacanze anche con i cugini e anche con gli amici di Concesio. E lui è nato qui, ebbe la residenza a Concesio fino a 20 anni, fu battezzato anche a Concesio il 30 settembre, quindi questo è un po' il ricordo di tutta la sua infanzia e la prima giovinezza. In questa stanza è nato e abbiamo anche la documentazione perché il fratello Francesco, a cui era stata mandata la prima biografia di Paolo VI quando venne eletto, di fianco a questo libro che l'editore gli aveva mandato, Marietti, l'autore era Beer, aveva sottolineato la stanza dove Giovanni Battista è nato è quella che è rappresentata in questa fotografia, anche se i mobili oggi sono altri. E questo è stato aperto 4 anni fa, il 28 di ottobre, perciò pochi giorni prima che Papa Benedetto venisse a benedire l'edificio e a inaugurare il centro. Quindi è stata aperta la casa e adesso è a disposizione dei pellegrini che possono venire, tutti possono godere di un momento di riflessione con un video preparato dalla diocesi con i documenti d'epoca. Per ora non c'è stabilito un orario, basta telefonare alla casa o mettersi in collegamento con internet dove ci sono tutte istruzioni per poter raggiungere la casa natale, che è stata anche facilitata dalla segnaletica messa proprio dal comune nei punti strategici per poter arrivare con comodità. Continuiamo la nostra presentazione della casa natale di Paolo VI, adesso ci spostiamo, andiamo a scoprire il Palio di San Vigilio, che è una frazione di Concesio. Il Palio di San Vigilio è un momento molto particolare per la nostra comunità. Ha avuto inizio nel 1984 da parte del Circolo Acri di San Vigilio. Si è inventato il Palio, diciamo, per arricchire le festività patronali del paese. I cittadini ci sono impegnati appunto a fare questa manifestazione. Abbiamo suddiviso il paese nelle 4 contrade che poi in pratica sarebbero il nome caratteristico del paese. In questi 10 giorni si fanno diverse gare per bambini, per adulti, il quale poi culmina con la giornata finale che si fa la sfilata arricchita da costumi, diciamo, d'epoca del 1400, che è poi il periodo di San Luigi San Rocco in cui è nato il Palio. Costumi costruiti localmente dalle signore del paese. Abbiamo circa 200 costumi che sfilano in questa manifestazione.
Sul palio diciamo c'è sempre un santo. Abbiamo iniziato con il palio di San Vigilio, poi man mano ci è fatta la Madonna, ci sono fatti i santi, abbiamo preso Papa Giovanni, Sant'Antonio. L'ultimo palio l'abbiamo dedicato a San Gregorio, che è il copatrono della comunità di San Vigilio. Naturalmente non poteva mancare Paolo VI perché è il nostro concittadino e l'abbiamo inserito anche quello, dipinto dal pittore locale. E dalla casa natale di Papa Paolo VI ci spostiamo nel vicino istituto Paolo VI che, oltre a custodire importantissimi documenti, presenta un pregevole museo di arte contemporanea. L'Istituto Paolo VI nasce 1978, all'indomani della morte di Paolo VI. Un gruppo di cattolici bresciani si chiede cosa possa fare per ricordare Paolo VI. E invece che creare un monumento, una statua o qualche altro monumento, pensa di creare questo centro studi per approfondire il pensiero di Paolo VI da un punto di vista scientifico, e quindi raccogliendo tutto ciò che è possibile per quanto riguarda la documentazione scritta, parlata o quant'altro si possa raccogliere per testimoniare quanto lui ha fatto come Papa. L'Istituto ha avuto sede fino al 2009 a Brescia presso il centro pastorale Paolo VI. Nel 2009 è stata inaugurata questa nuova sede da Papa Benedetto XVI. L'attività dell'Istituto è principalmente centrata sulla ricerca delle fonti del pensiero dei testi di Paolo VI, quindi abbiamo un archivio. Abbiamo una biblioteca, per esattezza abbiamo due biblioteche, quella personale di Paolo VI, comprensiva di circa 10.000 volumi che sono a lui appartenuti, e quindi quasi il totale della sua biblioteca, e la biblioteca invece dell'Istituto Paolo VI, che raccoglie ciò che è stato scritto su Paolo VI o sul periodo in cui è vissuto Paolo VI. Abbiamo un'attività di convegni, di giornate di studio, come le chiamiamo noi, in collaborazione con università e in collaborazione con altri enti al di fuori di Brescia. Oltre a queste attività abbiamo un colloquio internazionale di studio che ogni 3 anni si svolge presso la nostra sede, e in seguito a queste attività c'è poi un'attività di editoriale. Tra le altre cose c'è anche un'esposizione di opere d'arte, di arte moderna e contemporanea, di opere che erano state donate direttamente al Papa Paolo VI o in occasione del suo 80° compleanno, oppure quando lui ha voluto la sezione di arte moderna e contemporanea nei musei vaticani, per cui gli artisti donavano le opere per la collezione ma anche personalmente per il Papa, quindi donate direttamente a lui o al suo segretario particolare Monsignor Pasquale Macchi, che è divenuto poi esecutore testamentario con la morte di Paolo VI, le ha donate all'Istituto Paolo VI, e a sua volta poi è stata costituita un'associazione Arte e Spiritualità, così denominata, perché valorizzasse questo patrimonio. Stiamo parlando del primo corpus di donazione di circa 4.000 opere d'arte. A questo corpus se ne sono aggiunte poi altre donazioni, per cui oggi abbiamo un patrimonio di circa 7.000 opere d'arte. Tra le tante opere che ritraggono Paolo VI abbiamo la coppia del suo pastorale di Nello Scorzelli, e ci sono opere anche molto più recenti di ritrattisti di Paolo VI, e ce n'è una che mi piace ricordare
di Jean Guitton e che ritrae Paolo VI con i pesci rossi a Castel Gandolfo. Per concludere, me a non de tutti i miei compaesà, ven vide tutti a venire a con sé, che se sta bene, gelario buono, vini a vedere come vivom, come laurom, come mangiom, vini che è starif be. Vi invitiamo a visitare i luoghi di Papa Paolo VI a Concesio in provincia di Brescia. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Concesio, viva Paolo VI, viva l'Italia e ciao!